Bentornati e bentrovati a Storie. Raccontiamo in queste puntate le vicende singole ma importantissime di alcuni autori che nel VI secolo fanno poesia, VI secolo a.C. fanno poesia. Fanno poesia in un modo un po' particolare, perché non fanno poesia nel modo tradizionale come era stata fatta fino a quel momento e come forse sarà fatta anche in modo molto diverso, ma successivamente. E sì, non fanno poesia da soli per conto loro in rappresentanza di una comunità o di un'eteria, ma fanno poesia tutti insieme, scrivono episodi, scrivono poemi, scrivono liriche di gruppo, destinate a essere recitate in pubblico da più attori. Ecco che allora è importante raccontare chi sono questi protagonisti che rivoluzionano la poesia e portano nel mondo una coscienza civile fino a quel momento lì forse sconosciuta. Abbiamo raccontato di Alcmane, dobbiamo raccontare di Stesicoro. Stesicoro probabilmente non è il vero nome di questo autore è Tisia, ma si chiama Stesicoro perché era così bravo a stendere liriche corali che proprio questa capacità di collocare, stendere, porre liriche corali gli avvale il nome di Stesicoro, colui che pone liriche, colui che pone poesie, che pone racconti. È un autore importantissimo perché prende tutto il materiale della mitologia e lo trasforma in prosa, lo trasforma in una nuova modalità di racconto. E questa prosa poi diventa poesia, diventa verso. È interessante quindi quello che fa Stesicoro. Prende il materiale del mito, prende il materiale di Omero, prende il materiale di Esiodo e lo rielabora in un racconto nuovo. E questo racconto nuovo diventa una poesia. Proprio perché lui vuole e lui capisce che attraverso la poesia si può andare ancora più in là, ancora più a fondo del mito. Ed è interessante perché già il mito, come lo conosciamo noi, già il mito come l'abbiamo raccontato in Omero, aveva una profondità enorme. Ecco, Stesicoro è convinto che dietro quella profondità ce ne sia un'altra ancora più interessante. Non a caso, Stesicoro è uno degli autori più famosi della letteratura greca arcaica, perché dalle sue opere dipenderà molto della comprensione che noi abbiamo del mondo greco. Se siete curiosi e volete capirne di più, ci vediamo qui, sempre domani, sempre a Storie. Bentornati e bentrovati a Storie. Raccontiamo la vicenda di Stesicoro, quest'autore che nel VI secolo a.C. innova, al pari di Alcmane, il modo di fare poesia. Stesicoro lo fa prendendo i materiali del mito, prendendo i materiali che erano tipici in qualche modo dell'epoca arcaica e rielaborandoli a livello poetico. Una delle sue opere più famose è la Tebaide. Tebaide racconta praticamente qualcosa di interessantissimo per l'epoca, si rifà al mito di Edipo. Edipo aveva sposato sua madre, Giocasta, cercando di sfuggire al suo destino. Aveva sposato sua madre e ucciso suo padre. E i figli di Edipo avrebbero poi dato vita a uno scontro, Eteocle e Polinice, a uno scontro per capire chi avrebbe regnato dopo di lui sulla città di Tebe. Quindi Edipo, il re in qualche modo che si è macchiato di un crimine terribile, il crimine di aver ucciso il proprio padre e di essere poi diventato il marito della madre, si ritrova due figli che perpetrano questa vita di sangue con una violenza infinita. Ma questo è quello che racconta normalmente il mito. Stesicoro porta la sua attenzione su Giocasta, Giocasta che rimane vedova di Edipo,
si rende conto di aver sposato il proprio figlio e non si dà pace. Non si dà pace e si toglie la vita. È il dramma di Giocasta, la Tebaide, che ci racconta il nostro amico Stesicoro. Il dramma di Giocasta è il dramma di una donna che è incerta, è incapace, è inconsapevole di capire che cosa sta succedendo alla propria esistenza, alla propria storia. E quindi la fotografia di una poesia che drammaticamente cerca di comprendere di più il tempo presente. Giocasta in qualche modo è la Grecia che di fronte alle guerre fratricide, la Grecia che di fronte al tempo che passa si domanda sempre di più chi è. Ma Giocasta è anche colei che non solo è capace di tragedia, ma è capace anche di allegria. La poesia lirica di Stesicoro non è una poesia triste, è una poesia carica di pathos, una poesia carica anche di battute ironiche, carica anche di moti di spirito. Proprio perché Stesicoro dice è compito della vita interrogarsi sulla vita. E quindi la Tebaide per Stesicoro è il modo con cui lui si interroga sull'esistenza, sul perché stiamo al mondo, sul perché siamo capaci di farci così tanto male gli uni con gli altri. Sembravano tematiche lontanissime, invece sono tematiche quotidiane, proprio per la loro grande forza e capacità di rivelare un mondo che noi ancora facciamo fatica a comprendere davvero. Ma l'opera di Stesicoro non finisce qui. C'è una cosa molto interessante che vorrei raccontarvi sempre qui, sempre domani, sempre a Storia.